Rieccoci insieme, cari telespettatori. Come ogni venerdì siamo supportati nell'approfondimento di temi che sono sempre interessanti, perché poi riguardano varie questioni, non necessariamente, non soltanto le pensioni. Questa volta non solo dallo SPI CGIL di Padova, nella fattispecie, quindi ben arrivato Alessandro Chiavelli, segretario generale SPI CGIL Padova, grazie di essere qui con noi. Grazie a voi. Ma anche, come vedete in questo momento, da un giovane non pensionato né pensionando, ma un giovane studente universitario, ancora all'inizio dell'università, Marco Nimis, Rete Studenti Medi del Veneto. Ben arrivato. Buongiorno. Grazie. Perché non è la prima volta che voi riscontrate questo abbinamento che lo SPI CGIL fa tra pensionati e studenti, giovani in ogni caso. Perché a spiegarci a un certo punto tocca a lei, segretario, ci dica che cosa vi ha spinto questa volta a creare questa unione con Rete Studenti Medi, ma anche non solo con l'UDU, sempre studenti universitari. Sì, noi avevamo già intrapreso questo percorso anni fa e questo percorso ha dato risultati molto importanti, cioè questo lavoro che mette insieme i pensionati e i giovani studenti universitari e medi su tutta una serie di argomenti che noi riteniamo assolutamente importanti e soprattutto in una logica che superi l'idea della contrapposizione tra generazioni. Noi riteniamo che su molti argomenti il lavoro che possono fare i pensionati, gli anziani e i giovani possa dare risultati estremamente importanti e, come dire, e che in qualche maniera aiutino i giovani a, come dire, intraprendere il loro percorso di vita lavorativo e di studio. E quindi, come dire, abbiamo visto che questa sperimentazione aveva dato risultati estremamente positivi, abbiamo deciso di continuare attraverso come un vero e proprio accordo che abbiamo stipulato su, come dire, argomenti e terreni di lavoro che ci vedranno impegnati nei prossimi anni. Quindi non, le mie sono sempre provocazioni, certo. Non contrapposizione, perché tante volte si è parlato di contrapposizione tra generazioni, perché da una parte i pensionati che si lamentano, io mutuo quello che si sente dire, comunque i media comunicano, i pensionati che si lamentano di una pensione che comunque già percepiscono e hanno e vorrebbero di più, dall'altro studenti senza prospettiva, forse neanche di pensione e neanche con continuità lavorativa e insomma in grosse difficoltà, che invece dicono noi non avremo neanche una possibilità di ipotizzare una pensione, quindi questo scontro generazionale, no, voi non lo ravvedete? No, noi allora partiamo dal presupposto che c'è sicuramente chi tende o tenta di mettere le generazioni in contrapposizione. Noi riteniamo che invece questo non debba esserci e non c'è, per quel che ci riguarda. Io parto dal presupposto che molti anziani, molti nonni, soprattutto in questi ultimi anni, hanno aiutato la famiglia, hanno aiutato i nipoti, per esempio per sostenere gli studi, lo hanno fatto e continuano a farlo. E quindi io parto dal presupposto che, come dire, gli anziani sono stati e sono di grande aiuto per le famiglie, per le loro famiglie. E dall'altra parte io penso che gli argomenti che sono alla base del rapporto e dell'accordo che abbiamo tra di noi sono argomenti che ci accomunano, cioè la questione di un lavoro più dignitoso, meglio retribuito e non precario. La lotta che facciamo assieme, per esempio, per dare un futuro pensionistico ai giovani, una collaborazione molto stretta e di aiuto su quelli che sono i grandi cambiamenti in atto, l'aiuto dei giovani agli anziani, per esempio, per l'uso delle nuove tecnologie, ma dall'altra parte la trasmissione di valori e di storia che i pensionati danno ai giovani. Quindi sono tanti i terreni sui quali noi ci possiamo incontrare ed aiutare. Concorda lo studente? Sì, certamente. Nel senso che noi già come Rete degli Studenti Medi e Comunione degli Universitari
nasciamo come associazioni di rappresentanza degli studenti, no? Delle superiori e dell'università, e come sindacati studenteschi. Quindi in realtà già all'interno della nostra essenza, in quello che facciamo quotidianamente, c'è l'idea che si possa parlare delle condizioni di un giovane solo confrontandosi anche con quelle che sono le condizioni dei lavoratori, ad esempio, ma anche degli anziani, dei pensionati. Quindi in realtà nei territori, anche qui in Veneto, già da anni c'è un rapporto di collaborazione, di reciproco ascolto molto, molto importante. La firma di questo protocollo arriva fondamentalmente a dare una direzione ancora più chiara, un po' su tutto il livello nazionale, su il cosa e il perché vogliamo che sia fondamentalmente il rapporto tra generazioni. Tutto in realtà nasce e si potenzia durante le fasi della pandemia. Come si diceva prima, durante la pandemia si è visto in maniera quasi plastica la narrazione di quel conflitto generazionale. Da una parte avevi gli studenti e i giovani, dall'altra avevi i vecchi, da una parte avevi gli studenti che venivano descritti come irresponsabili, dall'altra avevi gli anziani che invece ovviamente erano la fascia più a rischio dal punto di vista medico per quanto riguardava la pandemia. Contemporaneamente però si parlava del fatto che i giovani mettevano a rischio la vita degli anziani non riuscivano a far vivere l'adolescenza normalmente ai giovani, e questa contrapposizione secondo me è stata anche sfruttata e accentuata in alcune fasi strumentali. Noi ci siamo ritrovati, consapevoli del rapporto che già avevamo tra di noi e tra queste due categorie, a dirci: capiamo prima di parlare di noi, di come stiamo, di quali sono i problemi che abbiamo in comune, e ci siamo resi conto che una delle caratteristiche principali che contraddistingueva in quel momento sia gli studenti, sia i giovani, sia gli anziani era la solitudine. Perché se da una parte comunque il lavoro, tra virgolette, teneva compagnia ai lavoratori durante la fase della pandemia e del lockdown, dall'altra la solitudine più accentuata è stata vissuta o dagli anziani soli o dagli studenti chiusi, distanziati dalle scuole. E quindi proprio su quello ci siamo detti: perché non mandare un messaggio e provare a parlare per la prima volta in questo paese di salute mentale, di benessere psicologico, da una prospettiva contemporaneamente studentesca ma anche dei pensionati. E quindi con lo SPI CGIL nazionale abbiamo lanciato proprio questa campagna che si chiamava, all'epoca si chiama tuttora, Chiedimi come sto, che raccoglie in breve tempo circa più di 30.000 risposte da parte di studenti e giovani, che sono tante in tutta Italia, e delineano proprio un profilo di come da una parte la nostra generazione stava e la volontà dall'altra parte anche di raccontarla però insieme anche ai pensionati, insieme agli anziani. E da lì poi è partito un progetto che tuttora esiste ancora, parla di salute mentale, di benessere psicologico e ci vede collaborare ogni giorno, e questo è solo uno dei grandi esempi che possono esserci alla base dei temi, dei lavori che si possono fare insieme tra generazioni sul territorio. Salute mentale, c'è salute, è stata recuperata questa salute mentale che comunque in senso anche lato era stata persa proprio in un momento delicatissimo dello sviluppo da parte di moltissimi giovani. C'era stato veramente uno sballestamento pazzesco. Allora, più che essere stata persa durante il periodo della pandemia, la nostra percezione è sempre stata quello che la pandemia abbia un po' spostato delle tende di velluto di fronte a dei problemi che c'erano già, e abbiano posto da una parte gli studenti e le persone in generale a dover vivere a contatto anche con i propri problemi e a dover incontrare di più anche le proprie difficoltà, le proprie fragilità, e dall'altro per forza di cose anche la società e la politica a dover venire incontro a quello che era un problema che ormai non si poteva più in un certo senso rifiutarsi di vedere. Quindi non è tanto un tema di recupero della salute mentale, del benessere psicologico, perché in realtà questo tipo di problemi lo vediamo ogni giorno, lo vediamo nel modo in cui si parla di scuola e di università, lo vediamo quando ci sono studenti che si suicidano perché non riescono a conferire la laurea, lo vediamo nell'aumento spropositato di disturbi del comportamento alimentare o disturbi dell'ansia relativi alla scuola. Infatti questi tanti psicologi dicono siano imputabili proprio a dei problemi sopiti, però che
che poi sono scaturiti a seguito dell'isolamento, del lockdown. No? Esatto, e forse la speranza amara che abbiamo in bocca era quella che dopo il lockdown si potesse fare i conti in maniera più diretta con quelli che erano questi problemi e che la politica in un certo senso potesse anche prendere spunto da quelle che erano le rivendicazioni che anche insieme come studenti e pensionati stavamo portando e riuscire un po' a iniziare a intervenire sistematicamente. Questa cosa purtroppo vediamo molto spesso che non succede, notizie di una settimana fa del taglio del fondo ad esempio governativo sui DCA, quindi diciamo ti volevo proprio chiedere questo. No, infatti, ma non parleremo poi di questo, però diciamo che quei problemi esistono ancora, quindi di sicuro al di là del Covid non si sono superati e per questo motivo ancora il lavoro quotidiano è necessario da parte di chi di questi problemi si cura, si interessa e di chi ha voglia di parlarne soprattutto. Assolutamente. È anche una questione economica. È anche una questione economica. Le famiglie più povere, gli studenti, i giovani più poveri in difficoltà economica sono quelli che molto più spesso soffrono di più da una parte le problematiche sociali, perché il sociale ha effetto sul personale ovviamente, e in più c'è un dato di fatto, ovvero che la cura del benessere psicologico e dei servizi psicologici è ancora un privilegio molto spesso, nel senso che le strutture pubbliche fanno fatica a dare risposte efficienti in tempi rapidi perché sono sottofinanziate e d'altra parte ovviamente costringono le persone a doversi riferire alle cliniche private che ovviamente però costano e di conseguenza anche l'accesso alle cure psicologiche diventa un problema, tra virgolette un tempo si sarebbe detto di classe e quindi di conseguenza di sicuro è anche un problema economico e quindi quando si parla di benessere psicologico, quando si parla di condizione giovanile, quando si parla di condizione anche nelle fasce di età superiori, bisogna parlare un po' della società nel suo complesso. Segretario, faccio un'osservazione che magari tante persone anziane, che ho sentito fare da molte persone anziane, ai nostri tempi c'erano più difficoltà, tanti anziani dicono, c'erano molti più problemi reali, tangibili, legati a economici, di tanto altro genere e non c'erano tante problematiche diciamo di salute mentale, non si parlava assolutamente se non uno che era definito matto, no? Vabbè, ma lì erano problemi molto grossi e quindi non riescono a capire anche i problemi dei giovani, perché certi comportamenti. Lei che cosa dice proprio in questo avvicinamento che c'è tra le generazioni? Ma io penso che in realtà... Cioè lo spieghi ai nostri interlocutori. Io penso che in realtà questo tipo di problema sia un problema che è sempre esistito. E solo che al tempo era uno di quei problemi di cui si aveva vergogna parlarne, perché non ritengo che la mia o la generazione di chi ha qualche anno più di me possa dire di non aver incontrato problemi, di non avere avuto conoscenza di problemi. In realtà questo era un argomento, come dire, molto delicato sul quale era meglio stendere una coltre e non parlarne. Certo, oggi io penso però penso anche che oggi i giovani si trovino di fronte a una serie di problematiche che la mia generazione, di chi è in pensione, come dire, avevi magari altri problemi, ma i giovani di oggi hanno problemi come dire, più complicati, per esempio il fatto di non avere grandi prospettive di lavoro, di incertezze, forse mancano proprio esatto, le certezze. I giovani di oggi non hanno quello che noi in passato avevamo, cioè la certezza di avere una prospettiva, un futuro, potersi creare una propria indipendenza, una propria famiglia e quindi, come dire, oggi forse ci sono problemi diversi ma non sono meno importanti rispetto al passato. È un problema di incertezze, Marco. È soprattutto un problema di incertezze e di prospettive. Nel momento in cui si parla della nostra generazione, fondamentalmente di recente, molto spesso si tende a descriverci come una generazione di sdraiati, una generazione senza prospettive, una generazione che non lavora per costruirsi un futuro diverso. La verità è che uno studente, nel momento in cui un giovane in generale affronta la sua vita, si trova davanti a una serie di sfide, di prospettiva proprio di quello che sarà il suo futuro, che per quanto facciano parte della normalità del percorso di crescita, in questa fase storica sono, come diceva giustamente il segretario, a volte un po' più complicate, perché si parte dalle cose più
semplice, tra virgolette, più materiali, come il fatto: finisco la scuola superiore, vado all'università, non ho neanche la certezza che mi venga assicurato un tetto sulla testa. Vabbè, faccio l'università, finisco l'università, non ho la certezza di avere neanche un futuro lavorativo, già lì inizia ad essere difficile. Magari riesco anche a trovare un lavoro, ma non ho neanche la certezza in 30 anni di avere un pianeta abitabile per colpa della crisi climatica. È ovvio allora che uno studente e un giovane, nel momento in cui vive una vita fatta di questo tipo di complessità, fa fatica anche a immaginarsi un futuro e di conseguenza è difficile anche parlare di prospettive. E quindi anche in questo caso il fatto di confrontarsi su come ad esempio si viveva la giovanezza o il periodo della scuola quando veniva vissuta dalle persone che sono adesso pensionate, che tipo di prospettive c'erano a livello lavorativo, a livello pensionistico, a livello climatico, che tipo di prospettive invece abbiamo noi, e confrontarsi anche su questo io penso possa essere, se non la soluzione, almeno un qualcosa che aiuta ad affrontare dei problemi e a trovarne in maniera un po' più evidente le spaccature e forse in quel caso a costruirsi gli strumenti per provare a trovare delle soluzioni. Grazie Marco. Allora, adesso andiamo in pubblicità. Nell'altra parte della nostra trasmissione Marco ci lascia, forse lo riusciamo a vedere nella terza parte, comunque viene sostituito da Anna Tesi dell'UDU, sempre studentessa, per approfondire e vedere anche altri temi. Poi vi interagite anche, vi intercalate tra di voi. Restate con noi, canale 19, vi aspetto, c'è la pubblicità come sempre.